Tempo di bilancio per la Nurese che domenica ha salutato il proprio pubblico con la più larga vittoria della stagione, infliggendo un 5-1 alla Strea. Questi i commenti di alcuni protagonisti a fine gara. Sì, un bilancio sicuramente positivo perché siamo partiti il 28 luglio con una rosa molto giovane. I ragazzi sono migliorati nel tempo, tutti quanti, quindi va dato merito a tutti i componenti, insomma, della squadra, da partire dalla società, che insomma, non ci ha mai fatto mancare nulla e di questi tempi molto difficili è riuscita anche diciamo a non farci avere dei pensieri extracalcistici, anche con la serietà e la puntualità. Al mister, allo staff tecnico che comunque ci ha dato sempre quel tocco di professionalità sino all'ultimo allenamento. Sì, no, sicuramente abbiamo chiuso come volevamo davanti al pubblico perché era pure giusto dopo qualche prestazione sottotono, ma purtroppo il calcio senza motivazioni forti non è facile raggiungere obiettivi. E volevo ringraziare questo pubblico perché alla fine ci ha sempre sostenuto, non ci ha mai detto cose contro, ci ha sempre supportato e ci ha aiutato. Poi volevo complimentarmi con Mazzuzzi e Alessio perché ha fatto il suo esordio, non era facile, è un ragazzo giovane che però può crescere e spero che sia un prospetto per il futuro. Siamo contenti, abbiamo chiuso nel migliore dei modi. Io personalmente devo fare un ringraziamento speciale a Salvatore Del Sole perché ho fatto 5 gol quest'anno, 3, mi ha fatto 3 assist lui, però siamo contenti dell'annata, nel corso dell'annata abbiamo fatto bene, dai, siamo contenti.